La Fonte Meravigliosa vince per 3-1 sul campo della Lupa Frascati. A segnare per i gialloblu sono Giuliano, Sorrentino e Sommella, mentre Di Lorenzo per i suoi cerca di scuotere gli animi ad inizio ripresa, ma non basta. Sono comunque i frascatani i primi a rendersi pericolosi in questo confronto, con Del Monte che dalla tre quarti calcia con il destro, senza però riuscire a superare Berini. Arriviamo al settimo minuto ed arriva l'1-0 Fonte Meravigliosa, con Romito che sfrutta l'errore di Gentilini, serve Giuliano che con il destro riesce ad infilare Di Fazio ed a portare la formazione ospite in vantaggio. Subito alla ricerca del raddoppio la formazione di Mister Mondella, con questa azione in verticale ancora verso Giuliano, che di fisico riesce a resistere a Stagnitto, poi cerca il tocco sotto, ma devia in calcio d'angolo, questa volta Di Fazio, risponde quindi la Lupa con la bella giocata di Di Lorenzo che poi cerca un compagno in area, nessuno dei suoi però riesce a deviare il pallone, poi c'è il tiro di Mastrofini che viene murato, si arriva a ridosso del duplice fischio e la Fonte guadagna un calcio di rigore con questo tocco di mano di Gentile ravvisato dall'arbitro. Decisione che desta non poche polemiche in campo e sugli spalti. Sul dischetto però si presenta Sorrentino che non sbaglia e manda le due squadre a riposo sul parziale di 2-0. La ripresa inizia con il calcio di punizione di Di Lorenzo che chiama Berini alla parata, è una Lupa diversa quella che entra in campo nel secondo tempo, lo si capisce dopo soli 7 minuti, Bianchini guadagna il fondo, mette in mezzo questo pallone, interviene male il portiere e quindi questa volta Di Lorenzo riesce a trovare il gol, ad accorciare le distanze per i tuscolani, è proprio il capitano poco più tardi che riesce a scappare sull'out di sinistra, entra in area, calcia sul primo palo senza però trovare la rete del pari, ci sono quindi due occasioni di fila per Palombi, la prima termina con questo mancino alto, mentre nella seconda opportunità per il numero 7 il tiro viene murato da un difensore. Arriviamo quindi alla mezz'ora con il bellissimo mancino a giro di Bianchini che trova l'ancor più bella parata di Berini. Cala la sera sull'8 settembre e cala anche il sipario con questa ripartenza giallo-blu gestita da Colantuoni che va dal subentrato gigante. Il numero 28 torna da Colantuoni che di prima serve Sommella, a cui non resta che aprire il destro e fare 3-1. All'8 settembre i 3 punti se li porta via la Fonte Meravigliosa.